Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano ragazzi, prima giornata di Premier League, Stoke City, Liverpool, sto cercando anche di comprare un attaccante di riserva a buon mercato. Andiamo, siamo i campioni dell'Inghilterra, voglio cominciare bene la stagione. Dopo l'inizio dell'anno scorso che veramente ho vinto il campionato per una grandissima rimonta, ma ho cominciato veramente in maniera disastrosa. Vai Fioi! Sembra dunque che sia arrivato il momento per l'allenatore di mettere in campo il nuovo switch. Vediamo, dopo la vittoria anche della Community Shield, il Liverpool è pronto a stupire ancora. Anche se quest'anno l'obiettivo è chiaramente vincere la UEFA Champions League. Vai Fioi, bravo Rakitic. Sterling. Diego Costa. Moreno. Sbaglia tutto Moreno. Occhio. Bravo Skrtel. Si può distendere il Liverpool. Costa, Diego Costa, vede Royce. Beh, Marchetto Royce. Marchetto Royce. Parata del portiere dello Stoke. Sturridge. Comunque non meritiamo per niente la vittoria, quindi sarà durissima. Riuscire almeno a fare un tiro. Dai Royce. Dai Royce. Bravo Royce. Vai Sturridge. Spaglia tutto Sturridge. Mamma mia, Diego Costa. Diego Costa, la seconda occasione. Una all'inizio e una alla fine. Nainggolan, Sterling. Vai Sterling, vai Sterling. Dopo la stagione disastrosa dell'anno scorso, 1000 infortuni per Sterling, 5 mesi fuori. Sterling, Costa, Costa. Mamma mia, per poco. Non è... No, non mi può non dare l'angolo, sei un figlio di puttana, allora però... Non ci credo, non può non darmi il calcio d'angolo, non ci voglio credere. Che schifo, mamma mia. Dai, Walker. Diego Costa per Sturridge. Sturridge sfrutta la tua velocità, vai Sturridge. Sturridge, Sturridge. E nessuno dei nostri che dormono. Lallo, vai Lallo, Royce, Royce fuori di niente. Ci svegliamo agli ultimi 3 secondi, ma vaffanculo. Mamma mia. Lallana ci prova. Niente da fare, cominciamo con uno 0-0 bruttissimo. Ragazzi, ancora sfida col Mo. Terza di campionato, la seconda la giocata senza registrare. Ho vinto 3-1 con Sturridge, Sterling e Royce, quindi primo gol anche di Royce l'ho registrata perché volevo fare questa col Chelsea subito e soprattutto presentare anche Ramos, che è l'ultimo acquisto, l'attaccante di riserva, a 5 milioni di euro, una buona riserva. Adesso andiamo, era col Norwich la partita, un buon 3-1. Adesso però col Chelsea ragazzi, dopo averlo beffato in campionato, beffato in Community Shield, Mourinho ha detto che vuole assolutamente vincere perché è inaccettabile perdere con Veneziano, che è un giovane presuntuoso. Veneziano ha risposto: Mourinho, mangiami il pacco, vai. Questa ce la speriamo tutta, è chiaramente già che la partita con lo Stoke è durata 3 minuti, praticamente, perché è stato un cazzo. Beh, questo insomma è il match di cartello. Dai, sarebbe bello battere ancora il Chelsea o comunque non perdere lo Stamford Bridge. L'obiettivo è non perdere, comunque anche 5 punti 3 partite non andrebbe male. Rakitic si incazza, comunque fuori la Miresh per squalifica purtroppo e come si dice, e quindi gioca Nainggolan al suo posto. Grande Gian Paolo Nainggolan. Sterling è tornato al gol anche lui, meno male. Comunque è clamoroso, sia in tutti i giochi NBA, qualsiasi a Formula 1, quando non registro FIFA si gioca meglio, cioè, è proprio, ma non è neanche la distrazione o cosa, è proprio la sfiga della diretta, cioè la sfiga della diretta. Hazard, Eden, il frutto dell'Eden. Ah no, forse Thomas, perché hanno venduto Eden. Nainggolan, bravo Nainggolan vede Royce, Royce per Costa, vai Diegone, sbaglia tutto Diegone. Hazard, Mikel, Schürrle, William, mamma mia William. Attenzione, siamo già al 17esimo. Chelsea 0, Liverpool 0. Diego Costa, mamma mia Diegone.
Per poco mi regalava un sogno, Diegone. Diego Costa. Sturridge. Sturridge, sbaglia tutto Sturridge. Dai fioi, 21esimo, 0-0. Voglio la prima occasione, Royce, il piccolo Royce. Vai piccolo Royce, Royce, inguardabile questo di Royce. Liverpool. Attenzione, mamma mia, per poco. Comunque è bene avere subito la partita contro il Chelsea, così ce la leviamo dai maroni. Comunque abbiamo un ritorno in casa positivo. Dai, sarebbe bello vincerla, sarebbe un sogno battere ancora Mou. Bruttina questa. Bravissimo, è il Migno. Niente, non riusciamo a fare un cazzo di rinvio, cioè è proprio una cosa, proprio la legge dei rinvii. Sveglia ragazzi. Dai fioi, attenzione, Matic. Bravo Migno. Sofferenza pura, sofferenza allo stato puro. Moreno, dai che voglio avere culo con Mo. Voglio il culo che ha il Mourinho's, lo voglio io. Stai zitto, Nava, stai zitto, porco. Bravissimo. Diego Costa. Occhio. Gol del Chelsea, William, 1-0. Lo soffro sempre, William. Gol del Chelsea. Attenzione Sturridge. Non ci credo, per poco stavo andando in porta con tutto. Bravissimo. Vai Royce. Vai Marco Marchetto. Diego Costa, non ci credo. Check la pare, non mi sembrava così impossibile. Il Naingo. Vai Naingo per Costa. Dai, si è svegliato Liverpool col gol subito, incredibile. Costa, non ce la fa. Royce. Bello questo passaggio con le mani, questa rimessa veramente mi ha eccitato. Porca troia. Merda. Dai ragazzi, dai. Bruttino. Ma che cazzata è. Calcio di rigore. Tutto quello che potevo sbagliare l'ho sbagliato. Rischio anche il rosso. Ho ammonito. Mamma mia, che imbarcata. Scusate, sto mandando un messaggio anche. Vaffanculo, va. Il Kun Agüero, se la paro la vinco io. Se paro, vaffanculo. Agüero, 2-0. Chelsea, dominatore. Qua Mourinho si sta riprendendo la sua rivincita. Male. Partita giocata malissimo fino a questo momento, voglio essere sincero con voi. Sterling. Finisce malissimo il primo tempo, purtroppo. Vai, seconda frazione. Fallo, andate a cagare. Mamma mia, che imbarcatona. C'è poco da perdere offensiva. Stanno giocando tutti male i miei, purtroppo. Non pensavo di perderla così, onestamente. E se non registravo, vincevo, magari. Sturridge. Vai Sterling. Rigore. No! No, incredibile. Non darmi questo rigore è incredibile, però.
No, è vergognoso. Nainggolan. Nainggolan! Fuori, ma cosa ho visto allo Stamford Bridge? Eccolo qua. Mourinho è tornato, ragazzi. Signori, Mourinho è tornato. Non ho parole per definire questo rigore non dato. Ma d'altronde questo è Mourinho, lo sappiamo. Dai, ragazzi. Altro che porché. Ma porca di quella troia, dai. Ed è terzo nel secondo rigore, non ci credo. Non ci credo che no, era anche fuori area. Ma dov'è No, Fioi, ma non ho parole. Non ho parole, sto al centro, tanto so che non la tirerà mai al centro. Ecco, vaffanculo, merda. Te l'ho parato. Vuole farmi lo scavetto, sto deficiente di Agüero. Adesso gli costerà cara, dai che gli costerà cara. Ultra offensiva. Proviamo il tutto per tutto, ragazzi. Mamma mia, farlo. Ancora sta fischiando tutto. Ragazzi, questo arbitro è veramente plagiato, Fioi. Cioè, non si può dire altro, ragazzi. Non si può dire altro. Solo che è un furto. Perché te ne stiamo facendo schifo. Però con quel rigore poteva cambiare tutto se lo segnavo il 2-1. Vedo che non riesco a toccare palla, però adesso, Fuori gioco! Guarda che roba, guarda che roba. Mamma mia, l'imbarcata della vita, la proviamo. Ramos, mettiamo Lallana, togliamo Sterling e mettiamo Salvio, dai. Bravo, dai. Non ci credo, Rakitic bloccato là. No, do not parole, veramente, do not. Ma andate a cagare. Mamma che 2-0, entra Mario Balotelli. Voi avete vinto sta partita, ma io ho vinto una Premier e una Community Shield, quindi non me ne frega un cazzo. Mourinho sei un porco uguale. Ramos appena entrato. Bene, mi è piaciuto. Molto positivo. Schürrle. Bravo Skrtel. Ma dobbiamo fare un gol entro poco, se no è finita. Salvio, bravo Salvio. Bel numero di Salvio, ancora Salvio. Che prova a far tutto Salvio, può far tutto Salvio. Check para. D'altronde non era facile. Niente da fare, arrivano sempre a loro. Prima sconfitta subito la terza giornata per i campioni d'Inghilterra del Liverpool. Boateng la tira sul Boa. Ma c'è sempre il Chelsea, incredibile, c'è sempre un giocatore del Chelsea pronto. Questo non è fuori gioco, non si capisce. La Schürrle, fa quel che vuole Schürrle. Palo del Chelsea, che purtroppo sta dominando, lo dobbiamo ammettere. Royce bellissimo per Salvio la dà Royce, non benissimissimo ma neanche male. Royce come rimessa con le... no vabbè ragazzi, cioè non lo so. Attacco totale, non ce n'entra a difendere, mancano 2 minuti, è finita ragazzi, è finita, dai. Mi dà molto fastidio perderla così. Una sconfitta pesante che veramente distrugge un po' il morale, perché non siamo mai entrati in partita. Ramos, almeno il gol della bandiera, dai. Ramos, niente da fare, tutto male ragazzi. 4 punti in 3 partite. Mourinho può gongolare anche lui, lasciamoli questo contentino. Dobbiamo invertire subito la rotta, e così non andiamo da nessuna parte. Non possiamo essere già sazi dopo una Premier e una Community Shield. Mignolet para, rischio tracollo puro. Finisce qua, vaffanculo. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.